Siamo con Eric Somaschini, imprenditore multisettoriale Somaschini & Partner. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Dottor Somaschini, mi racconti quali sono secondo lei le sfide e le opportunità nel mercato globale oggi? Le sfide e le opportunità sono numerose. Viviamo un'epoca di conflittualità bellica che impatta in ogni, declinazione e realtà della nostra vita, anche a livello economico. Imparare a comprenderle, non dico a governarle, ma a trovare la strada giusta per creare valore è fondamentale. Cito Dostoevskij che nell'Idiota diceva: la bellezza salverà il mondo. Questo è un tema importante che ispira la mia azione e che vediamo tutti i giorni semplicemente camminando e guardandoci intorno nelle città italiane. Siamo qui vicino a Padova, che ho visitato prima, città stupenda. Ieri ero a Venezia, è straordinario guardare negli occhi dei turisti lo stupore di tutta questa bellezza che ci circonda. Da un lato quindi guardare alle spalle per trarre ispirazione, dall'altro un altro messaggio che invece è molto legato ai temi della sostenibilità e ai temi della tecnologia. Il messaggio è: ama le persone, usa le cose. Questa è una sintesi perfetta del mio pensiero. Quindi mettere al centro le persone con tutte le loro caratteristiche, perché lavorare in team, quindi un'economia partecipata, è un tratto distintivo di tutte le mie iniziative imprenditoriali. E sintetizzo con due immagini, quindi la bellezza salverà il mondo da un lato, ama le persone, usa le cose. Parlando di persone, so che è in atto un progetto con i giovani. Sta per nascere un progetto con i giovani, anche questo trae ispirazioni da un'esperienza imprenditoriale e sportiva di successo di mio padre durante gli anni '80, che riguarda uno sport minore come l'hockey a rotelle. E questo progetto va a identificare un percorso che metta insieme, proponga ai giovani, attraendoli verso una città come Serenio, che è molto vicina a Milano. Milano, la città per eccellenza degli atenei di qualità in Italia. E quindi qual è la mia idea? La mia idea è di dare a questi ragazzi delle opportunità, ovviamente chiedendo grande impegno, grande entusiasmo, e dargli un lavoro, formazione, un tetto sopra la testa e la possibilità di giocare lo sport che li ispira, che gli piace. E quindi dare tanto, esigere tanto da questi ragazzi, ma creare un ecosistema intorno a loro che gli permetta di mettere a frutto i loro talenti e di diventare degli attori anche economici utili per la società, nella quale vanno a muoversi, a giocare, a creare valore iniziando a lavorare, a studiare, in modo prima da apprendere un sacco di competenze, di skill, e poi di metterla a frutto dell'ambiente nella quale in Italia o all'estero si esprimeranno negli anni. Beh, è una bella sfida che le auguro di vincere. Grazie. Grazie a lei.